Buondì, bella gente! Ponte di Legno e gli amici di lì ci hanno aperto le porte della Lombardia tra i magnifici scenari dell'Ortles Cevedale e dell'Adamello, sulle cui cime fu combattuta la famosa Guerra Bianca. Il verde dei prati e il rosso porpora dei rododendri ci hanno accompagnato verso Passo Gavia, dove sotto lo sguardo curioso degli stambecchi guadiamo una serie infinita di corsi d'acqua, gonfi per lo scioglimento delle nevi. Arriviamo ai piedi del Corno dei Tre Signori e tra immense cascate, malghe e scorci mozzafiato sul vicino ghiacciaio dei Forni siamo giunti ai piedi del leggendario, imperioso Gran Zebrù. Giunti a Bormio abbiamo preso quota in direzione Passo dello Stelvio. Una cresta aerea ci ha portati in cima al primo 3000 diva sentiero, il Monte Scorluzzo. Intorno un panorama epico, dal Monte Cristallo all'Ortles. Il cammino è continuato passando per i laghi di Cancano, per poi arrivare, rinfrescati dalle sorgenti dell'Adda, fino a Livigno. Dopo una piccola sosta, abbiamo brevemente sconfinato in Svizzera, giusto per ammirare il fiabesco lago di Sauseo, in direzione della Val Viola. Da lì, pietraia dopo pietraia, laghetto dopo laghetto, abbiamo raggiunto il bivacco Pian del Lago e infine l'accogliente rifugio Schiazzera, gestito da giovani volontari che devolvono tutto il ricavato in beneficenza. Tra una chiacchiera e l'altra col simpatico Guido siamo arrivati fino a Tirano, dove gli amici dell'associazione Cammicando ci hanno scortato fino a Teglio. Abbiamo macinato i primi 1000 chilometri e siamo ormai giunti nel cuore vivo delle Alpi. Il sole batte forte sul Coppino, il terreno e i dislivelli cominciano a farsi tosti, ma ormai siamo una squadra fortissimi e chi ci ferma più?